Abbiamo chiesto in quinta commissione, ma lo faremo in tutte le commissioni a partire da questa settimana, di avere a disposizione gli ordini del giorno della Giunta prima che la Giunta si riunisca e di avere immediatamente dopo le delibere che sono state approvate in Giunta. Dobbiamo avere gli strumenti per lavorare, per esercitare il ruolo di consiglieri regionali, che in questo momento ci è impedito da un'azione della Giunta che ci fa pervenire le delibere di Giunta approvate anche 2 mesi dopo, una volta che sono pubblicate nel BUR. È come dire che viene segretato il provvedimento che è stato portato avanti alla Giunta. Noi abbiamo la funzione di programmazione come Consiglio regionale e di controllo, quindi dobbiamo avere in maniera tempestiva l'ordine del giorno delle delibere di Giunta e la delibera di Giunta subito dopo che è stata approvata. Noi le abbiamo normalmente 2 giorni prima. In 2 giorni non hai il tempo per studiarle, per valutarle e per andare alla ricerca delle criticità che possono esserci. Non è detto che perché ce le danno all'ultimo minuto devono per forza avere delle criticità, ma dobbiamo avere veramente il tempo materiale per discuterle con dei professionisti che ci indicano e ci spieghino quali siano veramente le necessità alle quali dare delle risposte. L'assessore con la delega competente ai rapporti con il Consiglio ha detto che provvederà a fare in modo che questi tempi siano più brevi possibili. Mi sembra una domanda corretta, mi sembra doveroso dare ai consiglieri la possibilità di svolgere il proprio meglio il proprio lavoro e pertanto mi auguro che in maniera più veloce possibile sia fatta questa procedura, ovvero che le delibere di Giunta nel giro di, non so, 48 ore, 3 giorni, 4 giorni siano dati in disponibilità ai consiglieri affinché possano in qualche modo dibattere sul tema e trovare molto spesso anche suggerimenti positivi per la stessa Giunta.